nome Valerio, cognome Vargiu, data di nascita, uno che è saggio, come si suol dire, 29/11 del 1950, professione editore e giornalista, segni particolari, non ha più i baffi, ma da mo' possiamo dirlo. Signore e signori, con noi Valerio Vargiu. Buongiorno, gli applausi li mettiamo anche della nostra folla che ci segue da fuori. Come va? Bene, molto bene Valerio. Io devo dire, sono talmente felice di averti qui, anche perché quanto è che non frequenti uno studio televisivo? Allora, diciamo che negli ultimi 5 anni mi è capitato 2 volte di andare in televisione, sempre a Sardegna 1. Sì? 4 anni fa con Giuliano Marongiu. Ah sì, il nostro a amico. Mentos. E oggi. E oggi con noi. Io ti ringrazio per aver accettato l'invito. È figo, Sì, quanta è vero, eleganza è vero. di Valerio. Ma l'ha sempre avuta, l'ho sempre contraddistinto. Eleganza, Valerio. Ma non è che È da sempre oggi. molto gentile il No, presidente. ma è vero, è No, vero. ma è un atto dovuto, È assolutamente vero. Ti trovo tra l'altro poi in formissima, perché giustamente tu in questo periodo insomma ti dedichi No, non è in questo periodo, sempre dedicato. da sempre, ti sei dedicato a te stesso, hai sempre ritagliato anche nel tanto lavoro, sei sempre No, riuscito. io pensavo che parlassi del nostro sport preferito. Del tennis, ma ho capito, ma dico, negli ultimi anni hai cominciato a giocare e giochi tutti i giorni, giochi molto più di me. Però quello che dico Basta è sacrificare l'ora di pranzo invece di andare a tavola, vai a campo. bravi, e fai benissimo e sono d'accordo anch'io. All'ora di pranzo tu giochi. All'ora di Sempre pranzo. all'ora di pranzo. L'ha appena detto, non è che ci sia tanto da stare a domandare di 13:30 a 15 regolarmente. un doppietto Doppietto. o singoli no. Con molta modestia, perché se dobbiamo parlare di campioni, Matteo, Matteo ha sbagliato mestiere. Doveva continuare a fare il tennista, sempre stato in Fognini. Sono 3 mesi che non tocco Di la qualche racchetta, anno però fa. in questo caso, perciò Però quando perché uno è bravo, è bravo. È nato un piccolo erede, quindi c'è da dedicarsi a lui adesso. Sì, è padre, sono padre Complimenti. Bruni. Da 4 mesi. Io voglio sapere invece cosa hai fatto in questi ultimi 5 anni, cosa fai, com'è la tua giornata. Tu sei editore, quindi ancora la tua casa editrice Noi scrivi, lavoriamo scrivi. regolarmente. Però tu hai detto io da sempre, ma io so che tu sei sempre stato uno che ha lavorato tanto nella vita e a volte prima, forse di questi ultimi 5 anni, il tempo per se stesso lo trovava poco. Ma quel poco l'abbiamo sempre utilizzato per fare sport. Cosa è successo? 5 anni fa stavo attraversando il passaggio pedonale, sono stato investito, era colpa dell'investitore. Hai investito bene. Hanno fatto i rilievi del caso e dopo qualche anno Hanno detto sì, lei era sulle strisce. è stato investito. Vabbè, però insomma, adesso io ti faccio una domanda che può essere sicuramente una risposta abbastanza palese, però te la faccio lo stesso. Ti manca il mezzo televisivo, ti manca il pubblico, il grande pubblico che ti ha sempre seguito in tutti i Con tuoi grande simpatia, 40 anni di carriera? Possiamo dirlo? 35 anni. 35 ok. anni. Ti manca un po' oppure Sincero. Non lo so. non lo sa? È una missione. in È una limbo in missione, questo momento. È una missione. Beh, dai. non lo so, è Sentimento. un mezzo sì, non lo so. Devo pensarci, non sono preparato. Senti, adesso noi abbiamo detto segni particolari, non ha più i baffi, ma è da un po' che non li porti. Ecco, Ricordo che è stato un evento che mi ha portato molto sfortuna. e cioè togliere i baffi per uno che li ha sempre portati è Allora, ti veramente... spiego quando è accaduto. Ero in montagna Sì. e mi stavo preparando a fare i soliti campionati di sci alpino dedicati alla categoria Quelli dove, dei giornalisti. dove ti, come dire, fracassasti... Aspetta, io il giorno prima di fracassarmi Sì. mi sono tagliati i baffi. Ecco. E il giorno dopo sono stato E in come- ospedale, operato, è passato tanto tempo, però devo dire una cosa. Ma è colpa del baffo che mancava. È colpa del baffo, la mannaia del No, baffo. ma non lo so, è successo il Una giorno dopo. concomitanza. È successo il E giorno un dopo. domani li riavrai? Un domani? No, mai più, mai mai più, più. Cioè, mai è un più, giuramento? mai più, Ma perché il Presidente. baffo alle donne piace o non piace? Perché dà un po' Piace. E allora Valerio, piace. mi aspetti, scusa. Ormai Se questa piace alle roba- donne, ormai- sei un bell'uomo. È come dire, se lei si tagliasse il gatto morto che porta in testa, Sì. perderebbe tutti i poteri e quindi è un po' così. Sì, ma lì è diversa. Ecco, i baffi sul piano della virilità. Io Sul piano del gatto scenico, morto. scenico. Senti, io adesso voglio farti vedere qualche foto. Ho preso qualche foto così. Dai. Magari le commentiamo insieme perché voglio capire queste foto che adesso proponiamo cosa ti ricordano. Vediamole. Ti faccio vedere la prima, eccola. Conosci? Questa è la mia più riuscita creatura. Questo è Bruno Perché ne Corda. abbiamo avute molte. Sì. Questo è Bruno Corda ed è una foto di tantissimi anni fa. Chiaramente non so Diciamo neanche che io. questa può essere una foto degli anni 90.
Beh, 90 in bianco e nero. C'era ancora il bianco e nero? Non lo so, non credo. Non lo so, ma non insomma, credo. Secondo Bruno me ancora Corda, un po' prima. Bruno Corda esiste da quando cronista esiste di il colore. Radiolina, vero? Assolutamente. Cronista di Radiolina. Sì, è stata Penso la voce che storica sia voce Radiolina. storica, sì, del sì. calcio. Penso però che sia Radiolina. io voglio sapere su di lui qualcosa, nel senso tu e lui avete un rapporto Ma guarda, allora, fraterno. noi abbiamo avuto un rapporto al di fuori del lavoro continuo. Delle Quindi telecamere. abbiamo viaggiato sempre insieme, siamo stati sempre insieme, le mogli molto amiche, e sono stato suo testimone di nozze. E devo dire che Bruno amerebbe ritornare in televisione. Beh, guarda, noi l'avremo ospite lunedì buona mattina notizia. nell'angolo rosso-blu, quindi già tornerà qui a lunedì. Ce lo dirà, E ce lo glielo dirà. chiederemo, Glielo diremo noi. Ma anche Ecco, tu noi. quindi ti prendi questo pezzo di registrazione e glielo fai vedere. certo, lo facciamo volentieri. rivedere. Vediamo se hai il coraggio di negare. Se hai il coraggio. No, io so anch'io che è uno di quelli che Comunque, amerebbe. avevo scoperto Bruno, lavoravo con lo zio Cesare Sì. a Radio 24 Ore. Stiamo Perché tu hai parlando iniziato del- dalla radio, giusto? Come? Hai iniziato dalla radio. con la Radio 24 Ore, direttore Gian Giacomo Niedu. Sì, lo conosciamo bene. E, Cesare lavorava con noi allora Sì. a Radio 24 Ore, aveva avuto un litigio con Videolina, quindi era passato a Radio 24 Ore. E Bruno Corda faceva il disgioco, non so che cosa facesse, però aveva una bella voce come lo zio. Sì, è vero, questo è E vero. allora avevo detto a Gian Giacomo, ma perché non proviamo questo ragazzo? E dove lo proviamo? Gli facciamo fare le radiocronache del basket. E allora c'è il Quindi Brill. iniziò col bar. C'era il Brill. Beh, E, Ah, il e famoso Bruno Brill, Corda sì, sì. non aveva mai visto in vita sua una partita di basket. E come ha fatto allora? Però si entusiasmava. Beh, diciamo che come È ha fatto partito- per tanti fai, anni col scusa? Cagliari, a volte raccontava delle cose che erano un po' Che era? più sue invenzioni che reali. Una che- radiocronaca, come E dice poi dal- Maccheronica era. Maccheronica. Era meravigliosa, si La voce è bella. partita bellissima, insomma, in poco tempo ha imparato tutte le regole, è andato avanti bene e poi è passato al calcio e ha iniziato. Famosa la frase mischia furibonda, che poi è stata presa anche tra l'altro con un titolo di un Bruno programma Corda di Sandro Murro. è stato un radiocronista amatissimo. dai Sì, tifosi. sì, ma verissimo. È ancora rimpianto. Sa quanta gente Io mi un ferma po', e un mi po' parla meno di dal lui. presidente Cellino. Credo. ma Sì, molto dai sappiamo, tifosi. sappiamo. Però sappiamo. a proposito, vabbè, Sappiamo. a proposito di presidente Cellino, allora passiamo subito a questa foto, quella legata, lo dico alla regia, eccola qua, Vediamola. legata a questa squadra, a questi colori rosso-blu, a questo diciamo forse motivo di vita per molti, per il presidente Mameli che è un fanatico, Ma- la sì, domenica fanatico del proprio Cagliari. Io sono fanatico una del sorta di Cagliari. appuntamento che non Sì, può sì. mancare, il Cagliari vive parallelamente alla sua vita. Sì, sì. Per te però il Cagliari, tu ne hai fatto anche per te per lavoro comunque un motivo di orgoglio, perché ne hai parlato tanto e hai fatto tanto sport e il Cagliari è sempre stato presente nella tua vita. E attualmente sono tifosissimo e devo dire tifosissimo preoccupato perché Ecco, vorrei sapere da te un commento. nell'ultimo periodo Sì. non si è rilevato un particolare, parliamo degli ultimi giorni. D'accordo. Il Cagliari deve giocare ancora 6 partite. Sì. Di queste 6 partite, Sì. 4 le deve giocare in All'esterno, trasferta. sì. 2 consecutive, adesso domani il Sassuolo a Reggio Emilia Esatto. e poi va a Marassi a giocare con il Genoa. Sì. Poi gioca in casa col Parma. Poi Vanna. No, gioca in casa col Parma, poi va a Napoli, Sì. bravissima fuori grotta, arriva il Chievo che è in lotta Esatto. per non retrocedere e poi vai a giocare con la Juve l'ultima Sì. di campionato. Drammatica, È una fase drammatica, il delicatissima. calendario è drammatico. Ti dico anche che al di là di quanto scrivono tanti, io sono contento che sia ritornato Ivo Pulga. Ecco, la domanda perché tecnicamente lo vedi bene. No, io A parte il sono grande contento per il fatto che questo è un ragazzo molto serio, non credo che sia molto amato dallo spogliatoio e proprio per No. questo lui metterà una determinazione incredibile per arrivare, io spero già da domani, con un pareggio a una situazione di maggiore tranquillità, perché un pareggio domani vale oro. Lancio la provocazione, vende o non vende Cellino? Ma Cellino dovrebbe vendere, però mi ha colpito molto nelle cronache delle ultime ore l'entusiasmo col quale è stato abbracciato questo signore che è arrivato Silvestro. da Sulmona, mentre Cellino è sempre stato trattato malissimo. Nel senso, Cellino vuole fare lo stadio, bisogna fare una gara internazionale. Mi ricordo, Il sì. signore di Sulmona vuol fare lo stadio, gli diamo lo stadio utilizzando una procedura diretta. E Cellino promette di non fare negozi per non mettersi in concorrenza con i negozi che ci sono in città. Il signore di Sulmona vuol fare i negozi, prego.
Apriamo adesso, pure. allarghiamo brevemente. Aspetta, però C'è un questa perché. frase, aspetta, c'è un perché, ma Allora, questa prego, frase, queste No, parole... tutti quelli che arrivano al di là del mare vengono accolti Esatto, molto bravo. bene. Guarda anche Matteo. Ma cosa c'entro io? Ma perché? Ma non è vero, ma non sì, è sta vero. molto Ma, bene, bravo. ma no, aspetta, perché i sardi sono un popolo accogliente, o come disse una Miss Italia tanti anni fa, i sardi sono un popolo accoglievole, e quindi alla fine se hai un amico sardo è molto Sì, più facile no. entrare nel cuore dei sardi. Valerio, se Poi mi dopo scusi. io non lo so, c'è Valerio, sempre questo ci retaggio culturale, aspetti, mi faccia finire, retaggio culturale che vede chi arriva da fuori come meglio. Io non so se poi il rapporto in realtà tra il sindaco e il presidente del Cagliari a essere stato... Non è molto buono. No, ad non essere è stato molto difficile, buono. capisci? Hanno riallacciato, il sindaco mi ha detto da poco una confidenza che in questi Meno male che ti ha ultimi fatto una tempi- confidenza. No. Tu sei, Che- sei una no, tomba, sei. Qualcosa è cambiato in meglio, ecco, tra i due. Allora, è difficile avere rapporti con Cellino, Sì. perché Cellino è un uomo spietato che è convinto di essere un santo. Questo è il problema. Lui non si accorge di quanto è duro nei confronti del prossimo e nei confronti delle persone che gli sono vicine. Lui è convinto di essere sempre nel giusto, sempre in tranquillità. Però in questi 20 anni al Cagliari ha portato molto. Abbiamo fatto tanti anni di serena Serie A che è difficile. E questo è il grande Quindi, merito. ecco, la domanda mia è Soprattutto questa. di È un sereni- giudizio di positivo sereni su Cellino. bilanci, signori, perché bisogna anche ricordare che non bilanci sempre positivi e poi Isarenas è la vergogna delle vergogne. Condivido era totalmente. davvero lo stadio Condivido totalmente. È da- stata da è stata una valorizzare. vergogna. È stata Io una vergogna. sento infatti di esprimere tanta solidarietà nei confronti del presidente Cellino dopo questa esperienza Va bene, a Mare Cosarenas. 9.47, ci fermiamo, c'è un po' di pubblicità perché tu Perfetto. sai come sempre che gli inserzionisti hanno e devono avere il loro spazio, anzi li ringraziamo e chiunque anzi voglia salire sul carro dei due di Via Venturi è ben gradito, quindi amici inserzionisti siamo qua ad aprirvi le porte, ma dopo la pubblicità un piccolo passaggio al meteo con Paolo Corazon in collegamento da trebimeteo.com e poi chiuderemo la puntata con il grande Valerio Vargio, torniamo tra poco. Blocco finale di questa puntata di venerdì 11 dei 2 di Via Venturi, lì a ridosso di un nuovo weekend, ma anche meteorologicamente parlando, ragazzi, abbiamo bisogno di notizie confortanti perché andiamo poi verso la settimana di Pasqua e perciò insomma le scampagnate fuori porta già sono motivo anche in questo prossimo weekend magari di tanti teleascoltatori che ci stanno seguendo. Lei più che la scampagnata fuori porta, lei apre la porta di casa sua, esce, fa un giro nel pianerottolo lì e poi Io non ritorna ce l'ho, dentro. l'agnello ce l'ho a ce l'ha casa. e va bene. Allora Sono ci tradizioni colleghiamo. pasquali. Mettiamo in opera il collegamento, dico alla regia, con trebimeteo.com per andare a recuperare il nostro Paolo Corazon Abbiamo? che ci racconterà cosa accadrà nelle prossime ore da un punto di vista meteorologico. E allora, dando uno sguardo, eccolo qua, Eccolo, ce a l'abbiamo. questo bell'uomo, andiamo a dargli il buongiorno. Ciao Paolo! Ciao, Paolo. Buongiorno a Ciao, tutti. Vedo Ciao. dietro di te una cartina ben in evidenza con una Sardegna libera di Sindandai. Ma io cosa faccio qua a Milano? Io devo venire a vivere lì da voi. C'è Bravo, qualche possibilità? bravo. Te l'abbiamo Voi sempre prendereste? detto. Bravo, Devi venire. Ho sentito la D'Urso, mi ha detto che puoi. No, perché è vero che è lei che decide della Devi mia chiedere, vita, sì, esatto, dimenticavo. esatto. È vero, va bene. Allora- Va bene, allora, ottime notizie, hai detto bene. Sardegna sgombra da nuvole, giornata splendida in tutta l'isola, si sta benissimo, temperature che superano i 20 gradi, però ahimè le cose non andranno avanti così per tutto il weekend. Mamma Quindi mia. guardate, attenzione, Cambio di cartina. cambio di cartina, siamo Adesso forti. questa ce la fumiamo, mi sa. No, allora questa attenzione è sabato pomeriggio, non so Ecco. se vedete, No, vediamo. nuvolette e piogge in tutta la Sardegna, però non è che sarà una situazione così tragica, No. nel senso che magari fa l'acquazzone di un quarto d'ora, finita lì. Quindi Però ecco, avvertiamo la domani- signora Maria che se ha roba sul balcone la ritiri sabato pomeriggio che tanto non è tempo di stendere. Bravissimo, perché poi in realtà sabato mattina e sabato sera non pioverà, è proprio il Oh. pomeriggio di sabato. Ok. Però poi la signora può signora. ristendere domenica, perché Sì. domenica, tac, ecco che torna il sole domenica. Oh, bene. Quindi domenica tempo bello, c'è qualche temporalino nel pomeriggio nelle zone interne, ma nulla di più, e le temperature saranno ancora miti, quindi si stende domenica, meglio che sabato. E lunedì? Ok. Sai Lunedì? io? No, il lunedì bello il lunedì. Sì, bravo, sì, non ti ho messo bravo la cartina, Paolo. ma è bello. Beh, ovviamente tutto merito mio, perché sai, il lunedì
lunedì Sì, io sì, mi impegno di io più. ci tengo Mi molto impegno. al lunedì. Tra l'altro tu sai. proprio Paolo si mette in collegamento col divino e cerca di Certo. capire col divino, Bravo, Dani. soprattutto sentite la parola per scandita cortesia. divino. Paolo, non raccogli la provocazione del mio Va collega. bene, allora un, No, ma io un non ho buon bisogno di parlare weekend. con nessuno, ci penso io, ma che certo. divino, Grazie, divino. Paolo. È tutto nelle mie mani. Che Tutto scherzi. sommato un discreto weekend, un buon weekend. Poi per la settimana di weekend! Pasqua cercheremo di capire meglio dal lunedì mattina, va bene? Esatto. Grazie. A lunedì, ciao, buon weekend. Ciao, grazie caro a Paolo amico. Corazon Ciao, e a Paolo. trebimeteo.com. Torniamo in studio per andare avanti con il nostro ospite che chiude questa settimana, Valerio Vargiu, che dopo 5 anni che non tornava in televisione, no, non è vero, 4, sempre qui a Sardegna 1 tra l'altro, rimette piedi in uno studio televisivo. Io gli ho chiesto ma ti manca la televisione? Lui dice non lo so, ma secondo me quel non lo so, è un sì assoluto. non lo sa. Io dico così. Guarda, io sono molto contento Sì. di aver collaborato all'avvio della carriera di tantissime persone. Esatto, guarda, mi precedi, fa onore. faccio vedere questa immagine. Per esempio, avvio la carriera di tante persone. Guardiamo questa foto. Mara, Saluto Mara Mara, Chessa, speaker straordinaria, radiofonica, ma anche ottima compagna di Collaboratrice, viaggio. sì, per Beh, poi te. ha fatto anche la conduttrice. È conduttrice, certo, è Io ero conduttrice TV. convinto che potesse essere una buona conduttrice Ma anche Pippo Baudo, da televisiva. te che te fa? Un baffo che non hai più. Un baffo che non hai più. Ma allora il discorso è questo, anche Pippo Baudo nella sua carriera ha avuto modo di conoscere tante persone e di scegliere quelli che erano i più bravi. Esatto. Io posso fregiarmi del fatto di aver abbiamo lavorato fatto insieme. decollare insomma. tantissime ragazze, Sì. una più brava dell'altra. Egidia Gerassecchi, Veronica Sì, Baldaccini. Sì. Ah, Veronica Baldaccini che è a Sky ormai da tanto Però tempo. anche ragazzi in gambissima, Matteo Anche Bruno, bello. Marcello Sanfelice. Io Ah, mi, sì, mi fregio Marcello, di sì. aver Questo lavorato è vero. con Valerio, Anche Matteo. appunto, e di aver rubato, 4 anni. rubato Allora, io tanti avevo delle segreti. squadre che funzionavano come orologi svizzeri. Noi partivamo, facevamo 3 ore e mezza di diretta, Sì. ognuno sapeva quello che doveva fare. Non credo che Matteo si sia mai lamentato con me, non mi è piaciuto come... No, devo è dire di sempre no, stato assolutamente no, perché c'era quell'entusiasmo bello che può comunque tornare a vivere. Guarda, io Sono stato faccio anch'io questo, ospite e mi sono sempre divertito. questo invito. Ti ricordi? Mi sono Ricordo divertito in lungo e in benissimo. largo, Ma guardi, noi stavamo parlando non di lei, stavamo parlando No, di ho un'altra detto. cosa. Lei si parla sempre addosso, guarda, No, io non capisco no, perché si perché deve io sempre parlo infilare. infatti- Anche perché il Presidente è abbastanza maturo per essere lanciato. Sì, guardi, lanciato a volte lo lanceremmo, ma non lo facciamo perché è una figura troppo importante per questo programma e per l'umanità. Allora, voglio andare a toccare il lato adesso legato appunto al cambio di rotta in regione. È arrivata la giunta Pigliaro, un nuovo presidente della regione, la Murgia che non è riuscita a entrare a far parte di questa avventura dal punto di vista dei numeri, forse Manco Pili. ma neanche Pili, certo, però Pili ha fatto un po' da rompiscatole da un punto di vista dei dati e della possibile vittoria di Cappellacci, perché sappiamo che con i dati, i numeri di Pili magari il presidente Cappellacci avrebbe portato di nuovo a casa la battaglia, non lo so, Forse avrebbe vinto. comunque ti sarai fatto un'idea in questi giorni, Ma queste io devo settimane? dire che sono abbastanza come tutti gli italiani, come tutti i sardi, preoccupati dai professori, perché di norma chi è professore vive in una realtà diversa. La Fornero insegna. E questo è uno dei problemi che Pigliaro deve risolvere. Deve essere più brillante, più veloce, i tempi devono essere diversi. C'è poco tempo per riflettere e molto bisogno di rimettere in moto la Questo è Sardegna. vero. Ha degli assessori molto bravi, cito alcuni, Riu. Manichedda anche, vero? Prego? Manichedda, quell'assessore ai lavori pubblici. Manichedda molto bravo, poi Virginia che è l'assessorata al lavoro, Sì. conoscevo molto bene il marito, sono persone laboriose, bravissime, specializzate nel settore del lavoro. Tu ti sei occupato per molti anni di economia e di Sì. politica, Sì. quindi insomma, i problemi della Sardegna li conosci molto Volevo bene. vedere se era possibile ricordare Massimo Deiana ai trasporti, era È un il gigante. suo sogno, Sì. non lo so, adesso non esageriamo, gigante. Beh, è molto bravo, dai, è molto bravo. Bravo. È più complicato È professore rispetto- anche Deiana. Sì, sì, sì. rispetto a sì, tanti anni fa è più complicato mettere una pezza a tutti i problemi che la Sardegna ha quotidianamente, a partire dalle vertenze al COA e quant'altro, ma il lavoro eccetera eccetera. Allora, la Sardegna è abituata ad essere povera
e quindi ha affrontato questo momento con una grandissima dignità. In altre parti del paese, soprattutto al nord, dove erano abituati a essere ricchi, hanno pagato un prezzo ancora più caro. Beh sì, perché questo è le vero. fabbriche che Ma hanno il chiuso nostro lì. grande problema è quello dei giovani che non riescono a trovare lavoro. Sì. E anche dei 40-50 anni che Della l'hanno perso. burocrazia però, che blocca tutto. E c'è qualche buona notizia. La buona notizia di ieri è che la Grecia dopo 4 anni ha potuto immettere sul mercato i suoi titoli di Stato. Sì, i famosi Tu bond. pensa che ne hai messo 3 miliardi e la richiesta era per 20 miliardi di titoli greci. Questo E tu è un dici, segnale ma di speranza e di chi è che fiducia può comprare sì, quelli? sì. Gli speculatori, perché loro stanno offrendo l'interesse più alto al momento. Esatto, questo è E E alla quindi è un buon segnale. È un buon segnale, chi ci specula ci guadagna come al solito, perché però quelli ci è va. fiducia, però No, vuol dire danaro sì, fresco questo sì, anche per la assolutamente, Grecia. però la cosa Quindi, bella- abbi E pazienza. poi piace molto a Renzi. ecco. Piace a Renzi e anche la sua squadra. Lui quindi. si è circondato di persone giovani Sì. di una bravura straordinaria. Adesso non so se siano bravi come politici, ma come comunicatori e come Immensi, comunicatrici immensi. sono bravissimi. Sono d'accordo con lui. Sì. E la comunicazione abbiamo visto che negli ultimi 20 anni ha garantito a qualcuno, adesso ha forse vissuto di un reddito po' in per molti difficoltà, anni. però, È fondamentale. però la comunicazione certo. Lo sai è quanti giovani alla hanno base. studiato comunicazione e sono disoccupati in Italia? Migliaia. Migliaia, purtroppo sì, Questo ma non dimostra anche non la solo bravura loro. di questo. Certo, no, non solo loro. Dicevo che chi Bene. specula ci guadagna, purtroppo è sempre così. Il nostro paese, ma forse il mondo. Sarebbe bello avere tutti le stesse opportunità e nessuno che avesse niente e poi altri che abbiano il 10% della popolazione dicono hanno le ricchezze del mondo, e questa è una cosa che sta un po' scomoda, no? Fa un po' fastidio. Magari qualcuno di questi. Allora, è bello che qualcuno abbia la ricchezza, ma che abbia raggiunto la ricchezza facendo lavorare tantissima gente. E che no? tutti Dando abbiano- posti di lavoro a Esatto, tantissima che gente. tutti possano Non avere siamo. dignità e soprattutto Ma se uno ha i sentirsi soldi perché utili. fa lo speculatore, insomma, Sì, sì. merita E poi meno riconoscimento. La funzione, scusami, senza andare a ritroso nella storia, la funzione del capitalismo è questo: creare ricchezza non solo per sé, ma anche per gli altri. È il concetto fondamentale. Mi permetto del di fare una calvinismo. domanda al Presidente. Sì, anche se abbiamo pochissimo tempo. Deve rispondere. Senti, Renzi a voi sindacalisti vi ha messo in ginocchio. Qual è la reazione? La reazione è che, pur apprezzando il dinamismo e la comunicazione, vorremmo che lui entrasse nell'ottica che il sindacato è una forza sociale e non può vivere e non può essere emarginato. È necessario aprire un dialogo. Aprire un dialogo non vuol dire che noi dobbiamo egemonizzare la politica, ma essere considerato come una realtà importante per lo sviluppo del paese. Risposta soddisfacente? Ma hai visto come è diventato serio? Eh beh certo, quando gli tocchi il È suo entrato nella parte. è entrato nella parte. Allora abbiamo finito veramente, anzi siamo già fuori di un minuto, oltre che essere fuori come un balcone io e Ma lei. è un piacere con Ringrazio Valerio. davvero di È un cuore piacere e con magari Valerio. ci sarà modo di rincontrarci. Certo. Valerio Vargiu, che è venuto a trovarci e che ha accettato questo invito, e davvero veramente con tutto l'affetto che posso avere nei tuoi confronti. Grazie. Grazie Valerio, di cuore. Sono stato onorato. È stato contraccambiato. bello. Valerio Vargiu, il presidente Mameli, Gigi Perra, Stefano Perra, il DJ Fabietto in regia, come al solito vi aspettano per una nuova settimana a partire dal lunedì prossimo alle 8, ma se vi siete persi qualcosa, questa sera alle 21 su Sardegna 3 la replica, e se siete nottambuli su Sardegna 1 all'1 di notte. Buon weekend a tutti, a lunedì! Ciao, a lunedì.